Qua siamo rientrati in provincia di Perugia, a Foligno, sempre per Primi d'Italia. Prima abbiamo visto i tanti prodotti dell'enogastronomia promossi dalla Regione Veneto, in questa occasione un altro prodotto è il turismo. Io sono in compagnia di Stefano Turrini, buonasera. Buonasera. Lei chi rappresenta qui? Parliamo dei 7 comuni di Asiago, giusto? Sì, esattamente, del Consorzio Turistico di Asiago 7 Comuni, che appunto è stato invitato a presentare il proprio prodotto turistico questa sera, cosa che ci ha fatto ovviamente piacere, già l'anno scorso eravamo stati presenti. E sì, abbiamo semplicemente illustrato quella che è la nostra offerta turistica, che ovviamente essendo di montagna si sviluppa sia in inverno che in estate con tantissime attività. Vogliamo dirle alcune, cominciamo dall'inverno, visto che insomma siamo ormai Certo, prossimi. certamente, no, l'inverno ovviamente c'è lo sci da discesa, lo sci alpino, il paradiso comunque è quello del fondo, lo sci di fondo è il principe, esatto, la disciplina principe dell'altopiano di Asiago con centinaia di chilometri di piste e 7 centri nel solo altopiano di Asiago, e poi si possono fare varie attività come per esempio una delle più nuove e interessanti è quella dell'utilizzo delle racchette da neve, delle ciaspole che permettono di raggiungere le vette dell'altopiano, che sono molto dolci, sono perfettamente raggiungibili anche a piedi d'estate, però si possono raggiungere anche con le ciaspole. È un bel modo per vivere la montagna. Grazie a Stefano Turrini, restate con noi perché Verde a Nord-Est continua. Andiamo a Venezia per il Mose, però subito dopo torniamo qui a Foligno.